abbiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, anche oggi sono i piccoli e i poveri, gli umili e la gente del popolo che soprattutto ti cercano e ti invocano come amico e fratello. Continua ad accogliere chi con semplicità di cuore chiede il tuo aiuto e ottiene straniero nelle nostre città chi è in cerca di casa e di lavoro. Che lo conceda colui che si è identificato con ogni povero del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora la banda suonerà Resta con noi, Signore, la sera. Anche se non con successo, presto il tiranno e Zebino da Romano, in favore di alcuni cittadini padovani, imprigionando dura, strangolavano la povera gente. Scrive il Sant'Antonio: guai a coloro che hanno le cantine piene di vino come strumento e di pure presentare e intanto le cose a ventre vuoto e mani chiuse implorano alle loro porte. Belle!